In occasione del Solar Expo, Energy for Life, rete di impresa nata 3 anni fa proprio in Fiera a Verona, ha illustrato i traguardi raggiunti in questi anni di lavoro. Alberto Zerbinato, presidente della rete di impresa Energy for Life, ha parlato dello spirito e dei vantaggi dell'iniziativa. Siamo tra i primi, penso 5-6, a costituire una rete di impresa in Italia e quindi a tentare di collaborare tra imprenditori, perché per la prima volta con il progetto di rete riusciamo a collaborare nel mettere a punto dei progetti commerciali. L'importanza di fare rete è stata ribadita anche da Emanuela Lucchini, amministratore delegato di ICI Caldaie, una delle 4 aziende fondatrici di Energy for Life. Per noi fare rete d'impresa ha significato collaborare con altre aziende con tecnologie complementari alla nostra e realizzare progetti assieme a loro di risparmio energetico. Fernando Toppetta dell'azienda Linz Electric ha poi illustrato la linea della propria azienda nel settore delle energie rinnovabili.